Ciao Alessio, ti commento io la partita. Allora, l'ho già vista e ti dico che mi piace tantissimo il tuo stile di gioco, molto molto solido. Quindi continua a giocare così perché in apertura nulla da dire. Un gioco piano, molto facile se vogliamo da giocare, sia per il bianco che per il nero. Questa diciamo è l'arma a doppio taglio. Qui ho visto che metti il cavallo in E2, che è giusto. La domanda è cosa hai in mente? Cosa hai in mente qui? Perché se c'è l'idea di portare il cavallo in F5 è giusta, perché il cavallo nella gran parte dei casi fa questa manovra E2, G3, F5. Da F5 inizia a attaccare quelli che sono i pedoni dell'arrocco. Quindi se l'hai messo in E2 per fare quello, ti dico che va benissimo. Altra idea, come suggerisce il motore, qui è cavallo A4. Cavallo A4 ti prendi inevitabilmente l'alfiere, perché se lui lo ritira qui lo prendi, e se lui dovesse andare un attimino qui lo prendi comunque. A3 o C3 è uguale, lui va qui, B4, lui va qui e lo prendi comunque. Ricordati che nella partita di gioco piano, questa è la partita italiana, no? Partita italiana tutte le volte in cui metti cavallo in F3 e l'alfiere in C4. Ecco, tutte le volte in cui entri in una partita italiana, ricordati che il pezzo più forte per il bianco è l'alfiere in C4 e il pezzo più forte per il nero è l'alfiere in C5. Quindi un tuo piano di gioco può essere già sul gli prendo quel pezzo, che è il pezzo più forte, ricordati. Perché? Perché è quello che c'è la diagonale aperta, è quello che è veramente un problema, la spina nel fianco. Quindi con cavallo A4 in realtà tu gli togli già il pezzo più forte. Ricordati questo piano di prendergli l'alfiere C5, tant'è che questo alfiere si chiama il tuo alfiere C4, il suo alfiere C5 si chiama l'alfiere italiano, c'ha proprio un nome suo perché è il pezzo più forte in questo tipo di apertura, in altre aperture magari non lo è. Quindi andiamo avanti, qui giochi a 3, secondo me è stata un pochettino una perdita di tempo a 3, potevi continuare il piano, cavallo G3, cavallo F5 o magari sviluppare qualcos'altro. Ottimo, cavallo G3, qui ti gioca G6 probabilmente per toglierti questa possibilità, però in realtà si sta semplicemente indebolendo l'arrocco, perché noi sappiamo che un pedone dell'arrocco spinto va bene, due sono un indebolimento. Qui lo scacci via e qui giochi donna E1 per toglierti dall'inchiodatura. Ora, io ti dico tutto perché non so se sono concetti che già conosci o no, quindi nel dubbio te li dico. Donna E1 ti togli sì dall'inchiodatura, ma gli permetti questa doppiatura. Tutte le volte in cui i tuoi tre pedoni dell'arrocco, da essere tutti belli allineati, si trasformano in questa roba qui, quindi qui c'è una doppiatura di pedoni, è un grave indebolimento. Tant'è che se tu vedi la barra laterale qui accanto è favorevole al nero. Qui la barra era pari o favorevole al bianco, dopo questa mossa. Perché? Perché gli permetti di rovinarti i pedoni dell'arrocco, che sono sacrosanti. Qui ti volevi togliere dall'inchiodatura, ma non sapevi come fare. H3. Non può più andare quell'alfiere qui, perché io lo mangio col cavallo. Quindi non è un problema. E su questa ora c'è la regina. È vero, sarebbe potuto venire col cavallo qui che ti attacca sia qui che qui, ma in questo caso te ne torni indietro. E sono finiti i problemi. Ok, quindi evita se possibile le doppiature di pedoni, peggio ancora se questi sono dei pedoni dell'arrocco. Questo secondo me è stato il primo grave errore, è stato un errore posizionale. Qui lui arrocca lungo, qui secondo me giochi molto bene, ti consolidi, cioè secondo me sai molto bene dove mettere i pezzi, lo vedo da come giochi, questo è ottimo. Qui benissimo, secondo me questi pedoni qui sono fortissimi. Ok, va bene tutto, ecco, forse qui, ma qui ancora ci sta. Ecco, da qui in poi secondo me non sai più cosa fare. Quindi hai un gioco solido, struttura pedonale ritornata sana perché non hai più l'impedonatura, hai un centro di pedoni devastante in confronto al tuo avversario, hai posizionato i pezzi secondo me nelle case diciamo migliori dove potevano stare. Questo cavallo solo non mi piace perché non può andare da nessuna parte, quindi cercherei una manovra per riposizionarlo, cavallo E2, cavallo F4, magari inizia a dare già pressione su questo pedone, cercherei di attivarlo o magari tolgo la torre, cavallo F1, cavallo E3 e comunque cerco sempre di portarlo comunque in gioco. Ora, al di là di questo, hai i pezzi
abbastanza ben messi, un centro eccezionale, 2 torri che non giocano. Però ci vuole un piano di gioco. E il piano di gioco è molto semplice. Il piano di gioco dice, e lo vediamo anche dalla terza scelta qui del motore che ti consiglia A4, il piano di gioco è molto semplice. Un principio fondamentale degli scacchi dice che in caso di arrocchi contrapposti o arrocchi eterogenei, cioè che il tuo avversario ha arroccato su questa metà scacchiera e tu arrocchi in quest'altra metà scacchiera, sono arrocchi eterogenei, quindi tu hai fatto l'arrocco corto e lui ha fatto l'arrocco lungo, che cosa si fa? È una gara a chi attacca per primo l'altro re. Qui quello che vedo che inizia a fare è muovere un po' di torri, fare un po' di cosine, ma qui inizia ad avere un gioco diciamo troppo sofisticato, troppo solido per ciò che richiede ora la posizione. La posizione richiede un pronto intervento, un pounce turn contro il rocco avversario, e se servirà gioco anche C4, magari ci metto una torre dietro, così dopo che catturo mi si apre la colonna C e ho già una torre contro il suo re. Qui serve veramente qualcosa di molto forte, e 5 sicuramente è una di quelle mosse che avrei fatto immediatamente adesso, perché guadagno spazio, il suo cavallo non sa bene dove andare, e poi cercherei di giocare qui, assolutamente, porterei i miei pezzi a questo lato. D'altro lato attenzione, perché il tuo re non è molto sicuro, arriva donna H3, magari lui si organizza un pochettino col cavallo, ci sono già minacce di matto in G2, quindi anche qui bisogna, anche in questo caso, visto che non ci sono più i 3 pedoni dell'arrocco, pensare anche alla difesa, sentire quello che io chiamo quando c'è puzza di bruciato. Ok, qui re G2 in effetti inizia ad avvertire. Ora tra l'altro lui ha questa manovra fastidiosissima con doppio su re e donna. Ottimo, ottimo. Ecco, qui la puzza di bruciato si sente ora in tutti i modi, perché c'è anche la colonna G aperta. Nel corso che trovi sull'Academy, si chiama Difesa Precisa, un corso che se vorrai potrai seguire anche più avanti. Ci sono tutti i metodi di difesa che bisogna conoscere, perché hai avuto un buonissimo gioco, adesso è il momento di capire quando c'è puzza di bruciato. Nel momento in cui ti arriva una torre, magari con una donna raddoppiata, ci sono quasi già temi di matto qui. Quindi quello che qui sentirei di fare o è una migrazione del re. Cosa sono le migrazioni del re? Il re che va, per esempio qui in B2, secondo me in B2 sta da Dio, o anche in B3 sta da Dio, o addirittura metterlo nell'angolino in H1 e portare in difesa le torri. Qui secondo me quello che bisognava fare era un pochettino pensare alla difesa. Qui prendi comunque l'alfiere e il pedone, che è la prima mossa suggerita dal computer, e qui inizia a esserci un po' di problemi. C'è minaccia subito di regina in G2. Qui secondo me devi fregartene di questo pedone, cioè a un certo punto capire quando è il momento di fregarti di queste cavolate, perché quel pedone è una cavolata. Re 3, urgeva re 3, e poi io al posto tuo avrei cercato subito di cambiare le donne, quindi re 3 e poi donna F1 per cercare un cambio di donne. Perché? Perché la sua donna è molto attiva, è molto forte ed è vicino al mio re. La mia donna in questo momento, è brutto dirlo, non sta facendo nulla, quindi cambio una mia donna in difesa con una sua donna in attacco, quindi la sua donna è più forte della mia donna, quindi come strategia difensiva utilizzo il cambio. Anche questo è spiegato all'interno del corso Difesa Precisa. Quindi quando senti puzza di bruciato, porta difensori vicino al re, donna F1 eccetera, non adesso, quindi prima re 3, donna F1 per cambiare. Qui anche lui per fortuna non si rende conto di alcuni tatticismi che aveva, e qui ti vedo sempre molto concentrato a prendere i pedoni, e poi qui arriva diciamo l'errore di calcolo finale che ti fa perdere una torre. Ora, al di là di questa roba qui, quindi gli errori commessi sono 2 praticamente. Il primo è questo, che gli permetti di impedonarti, tant'è che dopo l'hai pagata cara perché ti è entrata la regina con la torre. Questo è il primo errore. E il secondo errore è il non saper più cosa fare a questo punto della partita. Hai giocato standard, la torre spesso va in E1, è vero, hai giocato in modo assolutamente standard, ma qui non siamo in una posizione standard, qui siamo in arrocchi contrapposti, e quello che devi fare è buttargli tutti i tuoi pedoni contro il re, come lui avrebbe dovuto fare con te. Lui avrebbe dovuto invece buttare questi suoi pedoni contro di te. Quindi in caso di arrocchi contrapposti, segnatelo su un fogliettino, è proprio una regola: devi attaccare
di pedoni contro il suo re il prima possibile. Guarda, adesso a 4, che prima era in terza posizione, è arrivata come seconda scelta per il motore a 4, quindi molto importante.